Allora siamo con Ruggero Vinnai, che è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Veneto, e devo dire che gli obiettivi che la squadra si era posta alla partenza di questa stagione di Tokyo sono stati ampiamente superati e ogni giorno è una grandissima emozione. Oggi abbiamo l'immensa Francesca Porcellato che ha regalato questa nuova medaglia all'Italia, ma anche altri atleti come Xenia Palazzo che oggi ha vinto la sua terza medaglia e Stefano Raimondi, anche lui la sua quarta medaglia. Insomma, stanno andando proprio bene questi ragazzi. Anche oggi 3 medaglie con Francesca Porcellato, davvero lei, siamo un po' abituati ai suoi risultati, ben 11 Paralimpiadi. A che età ha cominciato ad andare alle Paralimpiadi? Aveva 18 anni, è molto molto giovane, quindi lei aveva sempre sognato di correre, lei ha cominciato ovviamente con l'atletica leggera, poi con le Paralimpiadi di Torino l'hanno convinta a provare anche a fare lo sci, lei si è prestata e poi appunto ha avuto anche fatto l'oro nello sci da fondo. E poi ancora l'hanno convinta a cambiare disciplina con il ciclismo, l'handbike, e anche qui è fortissima, davvero una ragazza stupenda, è forte di carattere, forte fisicamente, ma soprattutto è che non molla mai, davvero un atleta eccezionale. E invece la medaglia più sofferta qual è stata secondo lei finora? Beh, credo che ecco, Bettella Francesco, il nostro Certo. atleta di casa, è lui che era lì per partecipare o non partecipare, invece è arrivato con la medaglia, adesso mi pare il 3 a un'altra gara. Ecco, questa era molto attesa, anche perché lui era la prima gara e come 5 anni fa a Rio ha aperto appunto il medagliere. E questa era la medaglia più attesa e più sofferta, secondo me. Come Stefano Raimondi, per esempio, non mi aspettavo risultati così eclatanti. Veramente ha stupito tutti questo ragazzo. Davvero, davvero io l'ho visto 2 o 3 volte, ma ho parlato poco assieme, è davvero eccezionale anche per la sua tranquillità, la sua voce, il suo carattere tranquillo, davvero trasmette serenità. Serenità, ma insomma sulla velocità non scherza in acqua. Lo so. E cosa farete quando rientreranno? Beh, certo, abbiamo già programmato una grande festa il 28 di settembre ad Abano Terme, anzi ne approfitto per invitare anche 7 Gold Certo. alla sera e festeggeremo tutti gli atleti